Nona giornata del girone A del campionato di eccellenza con Don Carlo Misilmeri e Leon Fortese che si affrontano per una gara con obiettivi diversi. Da una parte ci sono i padroni di casa che vogliono continuare l'inseguimento alla vetta, dall'altra gli ospiti che tra le altre cose partono meglio. Conclusione di Caputa, l'intervento in due tempi di Alessio Zummo a bloccare poi prima fiammata da parte della Don Carlo con il destro di Benny Raci, parata in due tempi anche dall'altra parte, questa volta da parte di Lautaro Caglieco. Allora Leonfortese che ci prova su calcio di punizione con Girgenti che prende la rincorsa, questa volta smanaccia verso fuori Alessio Zummo ed evita guai. Don Carlo che allora replica con l'apertura per Beniraci, il tunnel ai danni di Alaschia, poi il servizio per Mendola, il quale alza la testa, mette al centro sul secondo palo, arriva Romano, il quale non riesce a concretizzare, occasionissima per l'1-0 della Don Carlo che insiste con Lonigro, il tocco per Iraci, il quale prende nuovamente il centro, questa volta spara dalla distanza, sopra va attraverso il suo tiro, e allora ancora un'opportunità per la squadra di casa, questa volta Iraci in campo aperto preferisce dare la palla al centro, c'è Lonigro il quale alza la testa dal limite, vede Concialdi tutto solo davanti a Caglieco e la conclusione è che si perde clamorosamente fuori. Ancora Don Carlo che attacca, questa volta sul calcio d'angolo, Fricano dalla distanza col sinistro, palla alta, occasione che se ne va, ma a 5 minuti dalla fine si riporta in avanti la Leonfortese con Caputa che riceve all'interno dell'area, va giù, l'arbitro non ha dubbi e a un paio di metri dall'azione punisce il numero 10 bianco-verde con il cartellino giallo per simulazione in quella che tra le altre cose sarà anche l'ultima emozione di un primo tempo comunque abbastanza vibrante da entrambe le parti, ripresa che si gioca sotto un autentico diluvio e che vede la Leonfortese creare la prima occasione proprio con Caputa, conclusione su calcio di punizione, doppia deviazione, palla in calcio d'angolo dalla Don Carlo che propone dall'altra parte con questo cross per la testa di Balistreri, ma bravissimo Caglieco a opporsi sul primo palo e poi a bloccare la sfera. Poi ancora la squadra di Mister Utro che attacca con Lonigro che scarta per evitare un avversario, si porta la palla sul destro, il cross su Balistreri, colpo di testa un po' più semplice, questa volta l'intervento di Caglieco che poi qui come vedete sbaglia l'uscita sul cross di Fricano, la palla diventa buona per Giuliano che scarta Giolito, entra in area, contatto con Girgenti, il direttore di gara anche in questo caso non ha dubbi, concede il calcio di rigore, siamo a 10 minuti dalla fine, non ci sta la Leonfortese che protesta in maniera vibrante, anche scomposta. Il direttore di gara ha già deciso e allora dagli 11 metri c'è Pietro Balistreri che guarda Caglieco, attende il fischio, poi parte con il destro e segna il gol dell'1-0. Si sblocca nuovamente Pietro Balistreri che poi sarà costretto anche ad uscire per un problema fisico e allora Misteruto è costretto a cambiare, inserisce Federico Matera che ci mette davvero poco per mettersi in luce, qui il centravanti che controlla ai 30 metri, guarda la porta, carica il destro, conclusione parata e poi bloccata da Caglieco, ma qui l'ultima preghiera da parte della Leonfortese, punizione di Pasqua alla sponda di testa che arriva dalle parti di Elton, il quale spreca clamorosamente da due passi l'opportunità del possibile pareggio e sarà anche questa l'ultima occasione della partita per la squadra di Mister Catania, anche perché poi la Don Carlo chiuderà bene tutti gli spazi e l'arbitro fischierà la fine della partita, vince la Don Carlo Misilmeri che si porta a 4 lunghezze dalla vetta mercoledì in Coppa per cercare il pass per le semifinali contro la Mazzarese, grande rammarico invece in casa Leonfortese. Da Sportisili è tutto, alla prossima!